nuove opportunità gratuite offerte ai tecnici del settore con i nuovi software e i nuovi programmi che ci sono a disposizione. Sì, abbiamo portato avanti con l'Ordine dei Geologi questo corso di formazione per l'aggiornamento continuo, non professionale, che dal prossimo anno sicuramente sarà utilizzato da tutti gli ordini professionali tecnici. La cosa bella, l'innovazione di questo corso è l'utilizzo di un software gratis, open source come viene chiamato, per la progettazione, la pianificazione territoriale, utilizzando una cosa importantissima, dei dati statali e regionali, quindi messi a disposizione da tutti gli enti. Sarà il sistema, viene chiamato questo VMS. Quindi noi in maniera online potremmo utilizzare questo software e andare a realizzare pianificazione in genere. Poi una cosa importante, per esempio, studieremo pure i sistemi informativi territoriali che sono oramai utilissimi nel campo anche degli enti locali. Io immagino all'interno di un comune per richiedere il certificato di destinazione urbanistica basta fare un clic. Non c'è bisogno più di fare file, di aspettare, perché lavoreremo attraverso degli strati informativi. Diciamo, strati informativi quindi sono degli acetati uno sopra l'altro, dei fogli uno sopra l'altro, e uno può andare a richiedere all'interno dello stesso punto quello che è la destinazione del terreno.